Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale questa volta con Caruso Grad subito leader nei confronti di Zeus Matto, mentre parte molto bene dal secondo nastro Astecca Dimar che va in terza posizione, al largo rimane Barolo Griff, poi più indietro c'è Achille Rock, completati 200 metri con Caruso Grad che guida con un paio di lunghezze, Roberto Vecchione svelto come al solito con i nastri, ma all'esterno c'è già veloce British Matley che si porta sui primi. Numero 1 Achille E Rock, lo stesso dicasi di Valpicetto Jet che è in seconda pariglia esterna. Vediamo intanto i primi 400 in 37. British Matley all'esterno del leader Caruso Grad, completano gli 600 in 46 e 1. Diverse squalifiche intanto. Zeus Matto rimane lì a contatto, poi c'è Astecca Dimar in terza posizione lungo la corda, poi una piccola frattura, il resto dei concorrenti 800 metri iniziali in 1, 1 e 3, insiste all'esterno British Matley, comando sempre Caruso Grad con in schiena Zeus Matto, poi Valpicetto Jet in seconda pariglia, ha spostato anche Astecca Dimar per non rischiare di rimanere chiuso alla corda, intanto il chilometro iniziale in 1.16 e 9, continua a comandare Caruso Grad, British Matley insiste al suo esterno, Valpicetto Jet lì a osservare, poi alla corda rimane Zeus Matto con Astecca Dimar al largo, più indietro sono Dudville e Delistici, poi il resto dei concorrenti. Gruppo molto allungato ora quando mancano poco più di 600 al palo e Caruso Grad 15 Delise TC squalificato, prende vantaggio a 550 dall'arrivo. Valpicetto Jet prova in terza ruota ma l'andatura è svelta ora. Valpicetto si migliora, ha superato British Matley, il 400 alla conclusione con Caruso Grad squalificato in vantaggio. Tentativo anche di Borderline Pax che si fa luce dalle retrovie e viene via sull'ultima curva, ma intanto Caruso Grad è in netta evidenza su Valpicetto Jet e Zeus Matto completamente dalle piegate, ingresso in retta, Caruso Grad entra nettamente primo, sprinta al centropista Borderline Pax, ma Caruso Grad ha fatto bene i propri calcoli e oggi è imbattibile. Al comando Caruso Grad e Roberto Vecchione, il secondo posto per il numero 13 Borderline Pax, al terzo Zeus Matto, poi Valpicetto Jet e un altro cavallo all'interno che cerchiamo ora di verificare. La vittoria invece per Caruso Grad e Roberto Vecchione che in testa oggi rendono la vita dura a tutti e si impongono largamente. Era parecchio che non vinceva Caruso Grad, oggi nella sua versione migliore va al comando e si impone nettamente. Borderline Pax deve accontentarsi del secondo posto, al terzo c'è Zeus Matto, per il quarto è il numero 5 Barolo Griff che ha ragione di Valpicetto Jet. Questo almeno è l'ordine d'arrivo in veste chiaramente ufficiosa, 4, 13, 3, 5, 18 come dice, recita anche la nostra regia. Andiamo a rivedere le fasi finali. Il successo per Barolo Griff, per Caruso Grad, scusate, Roberto Vecchione, Vincenzo Mango al training per conto del signor Luca Gambessi, vittoria isolata per Caruso Grad e Roberto Vecchione.